Autovie società pubblica, ANAS e governo nicchiano su Friuli Venezia Giulia e Veneto il peso di 200 milioni di euro. Per portare avanti la costruzione della terza corsia Autovie deve ottenere il rinnovo della concessione autostradale. Per avere il rinnovo della concessione dovrebbe partecipare ad una gara europea. Per evitarla la società deve diventare tutta pubblica. Uno dei nuovi soci dovrebbe essere l'ANAS, che però entrando nel gruppo Ferrovie da pubblico diventerebbe privato, un problema che si sta cercando di approfondire ma che suscita perplessità. Nada Ciocca. Il decreto governativo che doveva concretizzare la nuova concessionaria autostradale con soci Friuli Venezia Giulia, Veneto e ANAS non è stato ancora firmato e secondo il Gazzettino i tempi potrebbero dilatarsi ulteriormente a causa delle perplessità del governo sulla partecipazione fino al 44% di ANAS nella new company tutta pubblica. Intanto le opposizioni rivendicano la loro contrarietà fin dalla prima ora alla presenza di ANAS. Io spero che non si accaniscano nel voler insistere in una soluzione che non piace al governo. Questa regione ha dimostrato di saper fare le cose da sola molte volte. Se teniamo conto che impegna 50 milioni per un progetto di pramollo che non si è mai fatto, non vedo come non possa impegnarne magari un po' di più, ma per un progetto che invece rende fonte continuo di entrate.